Bentrovati cari telespettatori, oggi apertura di puntata dalla Fiera di Cremona in occasione della rassegna dedicata alla zootecnia, una delle più importanti a livello europeo, ma non perdiamo tempo, linea alla regia per la sigla e poi Verde a Nord-Est può iniziare. Tagliato il nastro da pochi minuti della Fiera Zootecnica di Cremona, andiamo a sentire le parole del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e del Presidente di Fiera Cremona. Una grande fiera questa di Cremona, a maggior ragione con le sue parole, perché la salute degli italiani dipende proprio dall'alimentazione e dal lavoro di tante di queste persone. È l'elemento di partenza dalla quale scaturisce poi tutto quello che siamo abituati a mangiare. A volte non riflettiamo abbastanza su che cosa c'è dietro quello che mangiamo. Se ci riflettessimo capiremmo che il loro lavoro è straordinariamente importante, permette poi di arrivare nella trasformazione di imprenditori altrettanto importante a farci avere un carrello in Italia di qualità. Su questo dobbiamo investire, stiamo investendo. Quello che dobbiamo fare è dare valore aggiunto sempre maggiore a quello che viene prodotto qualitativamente in modo tale che sia garanzia di benessere, perché sto valore aggiunto permette di ripartire nella filiera fino al sistema primario, garantendo reddito ai nostri nuovi agricoltori del futuro, che sono questi straordinari ragazzi. Grande lavoro del governo sul provvedimento della carne sintetica, lei lo ha ricordato. C'è stato quel provvedimento, ma soprattutto è importante che l'Italia è stata protagonista, la prima a realizzare una norma di questo tipo, copiata in diverse declinazioni in tante altre nazioni nel mondo. Ma ancora di più gli investimenti che il governo ha portato nel settore primario. Siamo il governo della storia repubblicana che ha investito di più in agricoltura, continueremo a farlo, perché se si dice settore primario non è per argomentare in termini dialettici una idea che poi non si realizza, deve essere sostanziato da investimenti anche di carattere culturale ed è molto importante riportare l'allevatore, l'agricoltore, il pescatore nel ruolo all'interno della società che merita, che non è secondo a nessuno. Una grande fiera, Presidente, e soddisfatti anche per le parole del Ministro? Devo dire che c'è tanta aspettativa, assolutamente sì. Poi sabato sera magari le posso dire se la crescita anche di vendite rispetto agli spazi e agli operatori del settore sarà come ci immaginiamo. Le parole del Ministro sono parole importanti e quindi per noi una grande soddisfazione anche l'attenzione politica sia da parte locale, istituzionale, ma regionale e nazionale. Agricole Forte coltiviamo con amore. Agricole Forte, una delle aziende più importanti del Veneto e non solo nella produzione e coltivazione di erba medica, presente qui all'edizione 2025 delle Fiere Zootecniche di Cremona. Andiamo subito a conoscere Luigi Forte. Siamo in Fiera Internazionale Cremona, grazie anche a Verde Nord-Est. Vogliamo presentare il nostro spazio espositivo come se fosse un salotto, come se fosse a casa nostra, proprio perché all'interno del nostro spazio abbiamo diverse immagini, ma soprattutto diversi, non sono solamente slogan, ma è proprio un nostro valore che vogliamo condividere con tutta la filiera agro-zootecnica e il consumatore. E abbiamo messo al centro proprio l'animale in funzione dei suoi sensi e quello che mangia, e quindi lo atterriamo proprio nell'erba. Un'erba a raccolta verde che noi coltiviamo nel distretto di coltivazione del Parco del Delta del Po, che è riserva Biosfera UNESCO,
e raccogliamo da 60 anni l'erba medica, ogni anno la miglioriamo a seconda della diciamo, tecnologia, e qui abbiamo presentato in fiera una serie di nostri prodotti, dal ballone a fibra lunga al pellet, al prodotto in wafer per cavalli, la paglia macinata, diverse linee di prodotto. È un mangime semplice e partiamo proprio dal concetto che tutti gli animali sono erbivori, i ruminanti hanno anche bisogno, oltre di proteine, sali minerali, vitamine, anche di fibra, e quindi cerchiamo proprio di lavorare un prodotto che abbia anche un'altissima digeribilità. Un concetto che abbiamo voluto applicare dal feed al food con la linea di prodotti con la piattaforma Open Farm, proprio prodotti per uso umano, quindi per la cura e la bellezza, perché noi coltiviamo e lavoriamo la terra, quindi coltiviamo proprio anche la bellezza e la cura del corpo con una linea di prodotti da forno, e poi con il miele che appunto produciamo proprio nei nostri appezzamenti di erba medica in fiore, quindi che vanno a seme, quindi anche miglioriamo la biodiversità. E sempre con la linea di Open Farm abbiamo una linea skin care, quindi creme completamente naturali, base erba medica, alfalfa. Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo alla Fiera di Cremona, precisamente al Padiglione 2, stand 125 da Agricole Forte, e vi faremo vedere la degustazione di formaggio e intervisteremo i principali artefici. Abbiamo l'allevatore Silvano. Buongiorno e benvenuto Silvano. Buongiorno a tutti. Allora, noi oggi assaggeremo due eccellenze DOP, l'asiago stagionato e l'asiago dolce. Io però le volevo chiedere una cosa molto importante. Considerato che ci troviamo allo stand di Agricole Forte, quanto è importante la presenza della medica nell'alimentazione delle bovine e quanto incide sulla qualità del latte e quindi del formaggio? Soprattutto sul gusto, è abbastanza essenziale, cioè è abbastanza importante, perché già sul latte, senza l'insilato di mais e con molta medica, il latte è molto più dolce e dopo questo si trasferisce sui formaggi. Ecco, molto più dolce, ciò che non riesce ad apportare invece un semplice insilato. Esatto, nonostante sia verde e tutto quanto, non porta la dolcezza per il pH o per quello che porta la medica. Grazie signor Silvano. Con noi abbiamo anche un assaggiatore, un maestro assaggiatore, Roberta Terrigno. Roberta, benvenuta. Oggi ci guiderà in un viaggio sensoriale organolettico. Roberta, ci spieghi quali sono i fattori determinanti per un buon assaggio? Che cosa dobbiamo considerare? Allora, intanto adesso siamo qui e chiudiamo con questi formaggi la filiera. E qui abbiamo due tipi di asiago, uno fresco e l'altro invece è stagionato, che abbiamo a circa 16 mesi. Allora, quando si giudica un formaggio dobbiamo intanto partire dall'aspetto visivo, e qui vediamo intanto questa occhiatura che è meravigliosa, perché ci dice che i batteri lattici stanno facendo il loro lavoro e ne hanno ancora tanto di lavoro da fare. E poi passiamo ai sapori, che sono tradizionalmente dolce, salato, acido e amaro, da non confondere con l'aroma, che invece è ciò che si sprigiona dal formaggio nel retrogusto, quindi dopo che l'abbiamo assaggiato. E facciamo un assaggio veloce. Quando si degusta un formaggio si parte sotto il naso e va spezzato sotto le narici. Una pasta che è tenera e scioglievole, questa dolcezza che mantiene ancora un po' di acidità, che poi è il nervo del formaggio. Quindi è un formaggio che ha carattere, che ha stile, ma pur nella sua dolcezza. Bene, grazie Roberta per averci insegnato come assaggiare i formaggi e per averci fatto capire la qualità soprattutto. Io vi ringrazio e noi continuiamo il nostro viaggio in Fiera Cremona. Trovate, cari amiche e cari amici, Citroen C3 Aircross, 100 cavalli, 1200 cm3, 3 cilindri, che consentono alla macchina di avere una coppia sufficiente a renderla reattiva, vivace anche in montagna, e adesso lo vedremo. A differenza di quelle di 1000 cm3, ovviamente anche più bassi sono i consumi, di un uso coerente con la guida in pianura. In montagna adesso vedremo come funziona.
6 marce, vedete che già come ho mollato l'acceleratore la macchina spinge. L'assetto è morbido perché è una macchina pensata un po' per il turismo familiare, per gite, ma potrebbe essere anche un mezzo di lavoro trasformato in macchina turistica, molto ben finestrata, i sedili sono comodi sia quelli anteriori che quelli posteriori. Da scoprire è sempre interessante, qua siamo proprio a metà strada tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, non tanto il Veneto orientale ma il Veneto dolomitico, perché oltre al Piancavallo si sta poco ad arrivare alla Val d'Oldana, che è la patria dei gelatieri che sono emigrati in America e tutto il mondo, in Germania, e hanno fatto anche fortuna e sono ritornati a proporci i loro gelati fantastici in Italia. Passando dall'altra parte si va verso Barcis, verso la montagna pordenonese ovviamente. Vicino a questo balcone, a questo scenario mi attrezzo, scusate perché si avvicina l'inverno e sta arrivando più freddo, guardate che spettacolo. In salita si è comportata molto bene, è veloce e dinamica, i consumi restano sempre sostenibili e la macchina è divertente e spaziosa e familiare quasi. Paesaggi e territori nuovi e spettacolari. Guardate questo sentiero dove ci porterà. Ecco qua. Un nord-est tutto da scoprire. Spostiamo verso Jesolo, Caorle. Guardate. All'orizzonte si intravedono ancora le lagune, quella di Marano e Grado. E guardate, Cellina. Siamo arrivati in cima al Piancavallo, siamo nel complesso del Monte Cavallo, una località che è stata sviluppata alla fine degli anni 70. Il direttore di questo sviluppo era Giancarlo Predieri, un amico che era presidente dell'azienda di soggiorno del Piancavallo, è un comune di Aviano che è proprio sotto la montagna, il paese di Aviano, dove c'è anche la base l'USAF. Guardate che spettacolo, come vedete la montagna friulana Pordenonese sta preparando per i turisti, non è ancora nevicato, probabilmente lo farà stanotte, forse anche tra non molto perché la neve si sta addensando, ma come vedete nevica già più di noi e stanno già caricando con i cannoni le piste da sci per raccogliere i primi sciatori già da questo fine settimana, uno scenario che già fa sognare, guardate, incantato e quasi natalizio, poi finiamo anche le feste di Natale. Bene, questo nostro primo viaggio finisce qui, a presto amici, arrivederci, qui siamo nel nord-est da scoprire, a metà tra il Friuli, il Veneto, il Piancavallo. Ciao! Barbabietola da zucchero, innovazione, scenari futuri. È il titolo di un convegno che si è svolto a Pontelongo in provincia di Padova. Ricordiamo che a Pontelongo sorge il più importante sito produttivo per Copro B, lo zuccherificio appunto di Pontelongo. Noi andiamo a sentire tra gli altri il presidente di Copro B, Luigi Maccaferri.
concetto che vorrei trasmettere è proprio quello dell'agricoltura. La bietola rappresenta già una buona base di partenza confronto ai cambiamenti climatici. Questo è un dato di fatto. Storicamente la bietola ha sempre resistito meglio di altre colture a quelle che sono le difficoltà che ci mette di fronte un cambiamento climatico così repentino. Però dico anche che la bietola ha tante possibilità di crescita in termini di ricerca. Abbiamo enormi problemi da un punto di vista fitosanitario, la cercospora, ma soprattutto il lisso che in questi anni si è fatto vedere in maniera importante, però abbiamo anche tanta possibilità in termini di ricerca e su questo Coprobi sta investendo in maniera importante, in maniera sostanziale, perché solo attraverso la ricerca, solo attraverso una visione molto puntuale di quello che succede nei campi possiamo dare delle risposte ai nostri agricoltori. La bietola di suo è già molto resiliente e noi dobbiamo soltanto accompagnarla e dimostrare tutto quello che può dare. Pontelongo è sempre stato ormai da 110 anni un punto strategico per quanto riguarda la filiera dello zucchero. Oggi più che mai, essendo uno dei 2 zuccherifici rimasti attivi in Italia che garantiscono la filiera dello zucchero italiano dal campo alla bustina, quindi per Pontelongo continua ad essere un centro nevralgico di questo tipo di attività e di questo tipo di coltura soprattutto. La zona lo permette, Pontelongo poi si è sviluppata e ha cresciuto le sue capacità anche imprenditoriali grazie allo zuccherificio, che quindi continuerà ad essere importantissimo. Non è pensabile fare a meno dello zuccherificio non solo per Pontelongo ma per tutta l'area della Saccisica e della provincia di Padova. Innanzitutto i giovani pensano che lo zucchero non sia una produzione agricola perché lo vedono tal quale nei supermercati. Cioè non si rendono conto che dietro lo zucchero c'è un prodotto che arriva dall'agricoltura, che in questo caso è la barbabietola. Hanno una visione dissociata tra il prodotto finale e la materia prima, che in questo caso è la barbabietola, e quindi sono completamente ignoranti, nel senso che non sanno evidentemente tutto il processo che porta ad ottenere il risultato finale, in questo caso lo zucchero. Noi questo lo abbiamo percepito attraverso il contest sezione zucchero del premio Wigom a stampa italiana, che è stato tra l'altro sostenuto finanziariamente dalla Coprobi, quindi Italia Zuccheri. Attraverso questa attività abbiamo ingaggiato, tra virgolette, i giovani under 25 a scrivere, quindi non a produrre semplicemente una foto, ma a produrre un testo scritto, e quindi facendo una ricerca sul campo, intervistando agricoltori, intervistando tecnici del settore, parlando con esperti, per interiorizzare attraverso la scrittura tutto ciò che lo zucchero è nella sua parte finale, quindi nella sua utilizzazione anche gastronomica, e soprattutto tutto ciò che lo precede. Per quanto riguarda gli insetti, prevalentemente il lisso, perché ha cambiato comportamento nei confronti degli andamenti climatici, e sotto il punto di vista degli attacchi fungini la cercospora, perché poi sinergizza in negativo con i cambiamenti climatici, quindi in funzione degli stress da alte temperature soprattutto collassano precocemente gli apparati fogliari, quindi ci sarebbe l'esigenza di anticipare molto il ciclo, proprio per riuscire ad avere un periodo utile per stoccare lo zucchero in un modo sufficiente. La bietola da zucchero dispone di un apparato radicale che è capace di raggiungere profondità considerevoli. In virtù di questa caratteristica peculiare della coltura, il suolo viene arricchito di componenti organiche, di esudati radicali, nutrienti che favoriscono la crescita dei microrganismi, funghi e batteri utili
i quali possono a loro volta aiutare il suolo a funzionare bene, nel senso che batteri e funghi sono protagonisti dei cicli di nutrienti nel suolo, per cui la loro attività è essenziale proprio per garantire il rifornimento di nutrienti alla coltura. Ritorna dal 13 al 14 la grande fiera agricola di Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso. In programma tante iniziative, tra le quali convegni dedicati all'informazione e formazione degli agricoltori, esposizione dei migliori brand di trattori e macchine agricole, oltre alla proposta per i più piccoli della Baby Farm e i tanti intrattenimenti per le famiglie. Il quartiere fieristico internazionale di Santa Lucia di Piave, forte di una storia millenaria, si presenta come uno spazio moderno, forte di un'area scoperta di 45.000 metri quadri, parte integrante del quartiere e attrezzata con servizi e utenze, dove saranno esposti tutti i macchinari agricoli e le migliori novità nel campo dell'agricoltura di precisione. Nell'area coperta delle antiche filande si svolgeranno eventi legati all'agroalimentare, al rapporto tra sport e agricoltura, alla solidarietà che ha sempre contraddistinto tutte le edizioni della fiera. I numeri della passata edizione parlano chiaro: oltre 150.000 visitatori, 300 gli espositori, 55.000 metri quadrati di esposizione all'aperto, 400 bancarelle intorno alle strutture fieristiche, 37 eventi culturali e formativi. Punto di riferimento tradizionale del territorio e non solo, la fiera aggiunge anche quest'anno ai grandi numeri una valenza formativa su cui punterà sempre di più nei prossimi anni, con numerose dimostrazioni sul campo. Le colline di Conegliano e Valdobbiadone hanno ottenuto l'agognato riconoscimento di patrimonio dell'umanità UNESCO. Questo rappresenta uno sprone a completare tutte le strutture e infrastrutture di cui necessita il grande indotto turistico che il riconoscimento UNESCO comporta anche per il nostro territorio. Gli 80 milioni di presenze turistiche che il Veneto conta ogni anno sono sempre più orientate, oltre che al litorale, alla scoperta delle eccellenze dell'entroterra e i territori limitrofi al nostro fiume sacro, alla patria. Hanno da questo punto di vista potenzialità immense. Oltre alla consueta esposizione di macchinari agricoli di ultimissima esposizione, nell'area coperta delle antiche filande si svolgeranno eventi legati all'agroalimentare, al rapporto tra sport e agricoltura, e anche qui non mancheranno le sorprese per i tifosi, alla solidarietà che sempre contraddistingue tutte le edizioni della fiera. Come ogni anno, un'ampia zona coperta sarà infine riservata all'intrattenimento dei più piccoli. Noi, di Verde a Nord-Est, saremo lì a raccontarvi con le immagini e le parole dei protagonisti questa edizione dell'antica fiera di Santa Lucia di Piave. Il valore è questione di qualità è il titolo del convegno organizzato tra gli altri dal Consorzio della Pesca IGP di Verona e dal suo presidente Leonardo Odorizzi. Si è svolto nella cornice di Villa Bertoldi a Settimo di Pescantina. Noi abbiamo raccolto le voci dei protagonisti. Siamo abituati a questi tipi di convegni dove purtroppo l'età media non è certo tra le più basse, quindi per me è un onore doppio avere tantissimi giovani in questa squadra. Addirittura tra i promotori c'erano tanti giovani. Io mi trovo sempre a essere un po' il più vecchio ormai, ma ne sono onorato e contento perché oggi se tu gli dai una visione, un progetto, un racconto più smart, cioè tradurre quello che è una storicità di 2000 anni in contenuti percepibili da un giovane che oggi ha delle visioni diverse, che magari per tanti anni non ha vissuto l'esperienza dei figli dei nostri produttori. Penso ai figli di quelle persone che vivono nei palazzi in città, che magari non hanno mai visto semplicemente un albero, e quindi noi dobbiamo andare a colpire questo pubblico
che io credo riconosce senza dubbi i valori del nutrirsi bene, della qualità, ma soprattutto anche di una storia che lui vuole e è curioso di scoprire, appunto una storia di 2000 anni. Come mai il cioccolato di Modica viene a Verona? Allora sì, questa è un po' una chicca che io ci tenevo, perché noi raccontiamo spesso del valore del Made in Italy. Raccontiamo spesso del parmigiano reggiano, cioè dei grandi, ma noi abbiamo poi, grazie ai lavori che facciamo, incontrato Nino Scivoletto, che è il direttore di un cioccolato di Modica, che tra l'altro è un consorzio giovanissimo che ha festeggiato 1 anno di attività da pochi giorni, ed è un cioccolato che secondo me, ma lo dicono i dati, ha trovato una referenza, una nomea, un valore che ormai arriva in tutto il mondo, e quindi volevo testimoniare ai nostri produttori che l'IGP non è un prodotto, non è un progetto di localismo, ma è un valore che viene riconosciuto in tutto il mondo. Noi siamo il comune, credo ancora forse prima di quelli con Termini, che ha iniziato a coltivare la pesca nella storia, quando sono riusciti a portare l'acqua nei campi attraverso la costruzione del canale ancora tra la prima e la seconda guerra mondiale. Hanno fatto quei canali che all'epoca erano addirittura di legno, e quindi sono riusciti a portare l'acqua nei campi, e quindi la cultura della pesca è diventata la cultura principe per Pescantina, che poi si è tramandata di 2, 3, 4 e anche 5 generazioni. Noi siamo sempre a fianco dei nostri produttori e li invitiamo a consumare prodotti locali. Noi siamo sin dalla prima ora a fianco della Fondazione e del Consorzio Pesca IGP. Come può evolvere l'aiuto di un comune come il vostro al Consorzio della Pesca IGP? Ma sicuramente nello stimolo sia verso i consumatori, ma sia anche verso i produttori, a capire questa scelta, questa nuova strada che porta a prodotti di eccellenza. Il valore viene dato dal consumatore che trova un prodotto buono e ritorna a comprarlo, quindi quando un prodotto viene riconosciuto grazie a un marchio, in questo caso l'IGP, abbiamo già dato una certezza di qualità. Questo è un momento molto importante per valorizzare un prodotto che sta avendo molto successo nelle tavole degli italiani, la pesca IGP, attraverso una serie di relazioni fondamentali con attori di qualità, perché di qualità vogliamo parlare e di qualità c'è bisogno per arrivare oggi nei mercati nazionali in contesti sempre più complicati, per andare a trovare i bisogni dei consumatori che sono sempre più esigenti. Verde Nord-Est oggi vi porta a Montebelluna per la cerimonia di consegna dell'Oscar Green, 19ª edizione di questo premio organizzato da Coldiretti Veneto. Ascoltiamo le parole del presidente regionale Salvan. È un importante appuntamento, non soltanto una premiazione, ma è far capire alla comunità, alla collettività e a tutta la nostra regione che c'è un mondo agricolo effervescente che è il mondo agricolo. Giovani innovatori che si mettono in gioco, che si mettono in discussione, che innovano, ma che soprattutto danno all'agricoltura una visione del futuro sempre più veloce, sempre più incisiva, anche sotto un profilo ambientale, sociale, ma soprattutto per dare redditività. È un settore assolutamente vivace che va supportato anche in quel famoso passaggio generazionale che sta diventando sempre più difficile, ma che per noi è necessario per dare continuità ad un settore economico strategico per la nostra regione. È un futuro da affrontare insieme, credo che l'istituzione regionale debba essere al loro fianco e soprattutto debba continuare a valorizzare queste storie, che sono storie straordinarie di sostenibilità, di innovazione e di impresa, e in un mondo come questo riuscire a valorizzare queste storie è qualcosa di assolutamente fondamentale. L'ho detto anche in questa sede, valorizzare
chi tutti i giorni apre una propria realtà imprenditoriale, chi tutti i giorni rischia, chi tutti i giorni riesce ad innovare, è qualcosa che fa parte dello sviluppo economico di questo territorio. Dobbiamo uscire da un modello della laurea a tutti i costi, dobbiamo valorizzare anche e soprattutto un mondo del lavoro, di chi sceglie di entrare nel mondo del lavoro durante o subito dopo il proprio percorso scolastico delle scuole superiori e possa farlo nel migliore dei modi. Io ho vicino a me un'associazione di ragazzi disabili, proprio a 2 chilometri dall'azienda, e ho unito il mio prodotto chilometro zero, quindi il miele, le marmellate, i biscotti, alla sostenibilità e al lavoro sociale chilometri zero, e quindi insieme realizziamo le bomboniere sostenibili e con degli ottimi prodotti di qualità. Oggi ho presentato qua per Coldiretti un progetto che appunto mi aiuta, diciamo, a gestire meglio i miei apiari, e quindi è un progetto, praticamente è un'innovazione tecnologica, ecco, ma molto semplice. È una bilancia che appunto messa sotto le arnie pesa il peso dell'arnia, e inoltre ha un sensore interno che mi manda dei dati direttamente sul telefono. Questa bilancia ce l'ho distribuita una per ogni apiario che ho praticamente, quindi mi manda i dati tutti i giorni, mattina e sera, sullo stato di salute o come stanno le api, e quindi io so da casa o comunque guardando semplicemente il telefono come devo intervenire in apiario, se devo raccogliere il miele, se devo fare una nutrizione di soccorso, la temperatura, come sta la famiglia, se è sciamata oppure no. E quindi ecco, mi evita un sacco di spostamenti, mi evita lavoro per niente. Magari arrivo in apiario e so già quasi cosa devo fare. Questo è un luogo che respira innovazione, e l'innovazione vuol dire reinventare i luoghi. Partendo da un capannone abbandonato, come spesso succede, un campo incolto, si possono ottenere un sacco di cose nuove. E noi qui vogliamo fare proprio questo, lo facciamo da tempo, lo facciamo combinando digitale, saper fare, e creando nuovi modelli di impresa, che sono quelli che ci creano la difesa verso il futuro. Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 48 del periodico 28 novembre 2025. In questa settimana andremo ad approfondire gli aspetti che normalmente utilizziamo nelle analisi degli oli. Come fase fenologica, oramai abbiamo già concluso le attività di raccolta delle olive, e all'interno dei frantoi si stanno ultimando le ultime frangiture. In questa settimana si sono abbassate notevolmente le temperature, anche nella rizosfera, dove hanno sede le radici. Qui si sono portate fra gli 8 e i 9 gradi centigradi, ancora sufficienti per assorbire gli elementi nutritivi fosforo e potassio, che aiutano la pianta proprio in questo momento a completare la lignificazione dei tessuti, soprattutto quelli giovani, che saranno quelli che ci daranno le olive il prossimo anno. Da considerare che possiamo ancora fare degli apporti di fosforo e potassio, in quanto l'attività di fotosintesi clorofilliana continua, perché le temperature del terreno e dell'aria sono ancora sufficienti a favorire tale attività. Chi non ha ancora eseguito l'intervento fitosanitario post raccolta con prodotti remeici può ancora eseguirlo, anche se ci sono stati abbassamenti di temperatura. Eventualmente è possibile che ci siano delle leggere fitotossicità sulle foglie, particolarmente quelle più colpite dall'occhio di pavone oppure da piombatura. Vedrete che
cadranno a terra, ma non bisogna prendere paura perché è un aspetto fisiologico della pianta dell'ulivo. Andiamo ora a valutare i principali parametri da considerare per un olio extravergine di oliva. L'analisi chimica consiste nel valutare principalmente l'acidità, i perossidi e il parametro K232. L'acidità di un olio serve a valutare gli acidi grassi liberi che ci sono all'interno di un nostro campione di olio. Determinano la freschezza del prodotto. E poi i perossidi. I perossidi non sono altro che la valutazione delle ossidazioni che si sono attuate all'interno dei nostri oli per contatti con l'aria, per raccolta di olive in sovramaturazione oppure intaccate dalla mosca delle olive o da altri parassiti, anche fungini. Il parametro K2E32 va a determinare quei composti che si sono formati dopo le ossidazioni della nostra matrice lipidica. Tutto questo è molto approfondito all'interno del periodico. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci alla settimana prossima. Termina qui questa puntata di Verde Nord-Est che naturalmente potrete rivedere sul nostro canale YouTube e in streaming sul nostro sito www.verdenordest.tv. Mi raccomando, potete scriverci, lo potete fare alla mail redazione@verdenordest.tv. L'invito è quello di seguirci naturalmente sui nostri social ufficiali, Instagram e Facebook. E io vi do appuntamento alla prossima settimana, stessa rete, stessa ora. E ricordatevi, l'unico Verde Nord-Est ufficiale è questo.